Il video dello scandalo diventa virale, passa da cellulare a cellulare ed immediatamente migliaia di visualizzazioni, immagini che ritraggono sesso orale in pieno giorno ed in pieno centro cittadino. Siamo ad Agrigento all'interno della Villa Casese in piazza Aldo Moro, protagonisti un uomo anziano oltre i 70 ed una giovane donna, pare straniera, che si sarebbero lasciati andare a delle fusioni particolari. La coppia avrebbe agito davanti a dei passanti che, incuriositi e soprattutto fulminati, hanno filmato tutto. Il luogo dell'effusione è una villa molto frequentata sia da adulti che da bambini all'uscita della scuola. Il rapporto orale fatto in un luogo pubblico che vede protagonista l'anziano ha suscitato non poco scalpore. La Villa Casesa si trova a Porta di Ponte, salotto buono della città e location che poco tempo fa è stata oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al ripristino della fontana che da diversi giorni purtroppo non zambilla più. Il video mostra che siamo in pieno giorno ed a 20 metri dalla caserma dei carabinieri, dalla prefettura, da 50 dalla questura e da Porta di Ponte da Via Atenea, il salotto buono della città, e tra l'opinione pubblica si riapre il tema delle squille e di chi nel cuore della città pratica il mestiere più antico del mondo ed ha tariffe anche modiche che per servizi del genere si aggirano intorno alle 20-25 euro a prestazione.